A Napoli il Natale è una festa religiosa, ma è anche, diciamolo, una festa gastronomica, un vero e proprio attentato alla linea, anche la mia, diciamo. I piatti delle feste napoletani sono eccezionali, ma in realtà ha ancora senso parlare oggi di piatti delle feste. Oggi nel benessere economico qua mangiamo piatti delle feste ogni giorno, però tuttavia all'approssimarsi delle feste comandate, Natale, pace, bello, questo termine è meraviglioso, feste comandate, li a of force, ecco, comandate. All'approssimarsi di queste feste noi proviamo questo immanente, irrinunziabile sentimento, volontà di fare le cose che facevo papà, che facevo nonno, tutta una serie di rituali, anche gastronomici, legati alla festa. Per cui, che ne so, a Napoli non è carnavale senza chiacchiere e sanguinaccio, non è San Giuseppe senza la zeppola, non è Pasqua senza torta, casatiello, o crapetto furn, a pastiere naturalmente, e non è Natale senza una serie di rituali che noi non rinunciamo mai a fare. E quindi a Napoli non è Natale senza il presepe, senza l'albero. Sì, noi siamo tutti presepisti noi napoletani, però l'albero è meraviglioso da decorare. Non è Natale senza una mane tumbulelle. Sì, ovvero è noioso rispetto ai giochi moderni, però a mane tumbulelle sa da fare per funziona. Non è Natale senza i dolci natalizi. Un numero enorme di dolci, susamieli, roccocò, mustaccioli, non riusciamo proprio a farne a meno. Non è Natale senza opiezze e capitone. Beh, certo, durante la cena di Natale il pezzo di capitone va mangiato. Lì c'è una precisa simbologia storica e religiosa. Il capitone simboleggia il serpente è il demonio. Quindi azzannare il pezzo di capitone la notte di Natale simboleggia il Cristo nascente che ha la meglio sul demonio. Non è Natale senza un baccalà fritto, che una volta veniva visto come cibo addirittura di penitenza. Beh, certo, perché per lavorare il baccalà faceva tutta a casa in una mala maniera. Non è Natale senza spaghetto a vongole, spaghetto di magro, teoricamente, senza un spaghetto con scammaro. Non è Natale senza le ciociole, questo enorme numero di frutta secca che arriva insieme alla frutta fresca, noci, nocciole, mandorle, che arrivava insieme poi ai fichi secchi, all'uva passita e lasciava sul tavolo poi un disastro, diciamo, di scorze da gettare via. Ma c'è un piatto della tradizione natalizia napoletana che però, come devo dire, dura tutto il periodo delle feste. Dal 23 dicembre, praticamente fino a dopo l'Epifania, l'unico piatto che è il costante amico di tutti i pranzi e cene del periodo, sapete qual è? È insalata rinforza. E beh, certo, un'insalata che è composta da più ingredienti, no? Ci sta il cavolo, ci stanno le olive, l'alice salata, il papacel, e di volta in volta poi i vari ingredienti vedono la loro fine, perché a casa mia, per esempio, le prime vittime della fame pre-pranzo erano prima l'alice salata, poi venivano tutte le olive verdi, e se papacelle e sto cavolo rimaneva ogni volta e veniva rinnovato. E infatti l'insalata viene rinnovata continuamente. Ecco perché diceva mia madre, si chiama di rinforzo, che via via che i vari ingredienti finiscono, tu li aggiungi e vengono rinforzati. In realtà le cose non stanno esattamente così. L'insalata si chiama di rinforzo perché all'indomani del Concilio di Trento, mo faccio talurno, 1500, il concilio dove fu deciso che i religiosi non dovessero mangiare carne in alcune feste comandate, Avvento, Quaresima, i venerdì, eccetera, eccetera. E allora i monaci chiesero a Ippolito Cavalcanti, duca di Buonvicino, un grande gastronomo di inizio Ottocento, di realizzare, come devo dire, un'insalata che però suppuntasse lo stomaco in attesa della povera cena di magro. Lui realizza una specie di caponata, ecco perché poi gli ingredienti sono in realtà sempre molto incerti. I 4 che vi ho detto sono quelli fondamentali, ma ognuno ha la sua ricetta perfetta. Quindi questa insalata doveva rinforzare la povera cena che loro erano costretti a fare. Ecco perché venne chiamata, fin dal primo momento, insalata di rinforzo. In realtà ci pensavo pochi giorni fa. Voi sapete che oggi i giovani moderni vanno a fare l'ape? E ogni tanto fanno l'ape rinforzato. Beh, il concetto è esattamente lo stesso. Quando vai nel lounge bar e ti prendi l'aperitivo, però accanto ci mettono tutta una serie di cose che rinforzano la povera cena che ti aspetta, è lo stesso concetto. L'insalata di rinforzo è come l'aperitivo rinforzato. Evviva l'insalata di rinforzo!
Dicetto pap ci vicina noce, ram tempo che ti sportoso. Questo è il nuovo calendario della filosofia napoletana, un calendario a foglietti, 365 modi di dire filosofici napoletani, da leggere uno al giorno. Lo trovate in tutte le librerie e cartolibrerie napoletane. O come è meglio lo fottere.